Assessore, quest'oggi sulla barca dell'ARPA per verificare di persona i monitoraggi che vengono fatti dall'agenzia, qual è l'importanza dell'attività che viene svolta in questo settore? Intanto siamo sul pezzo a controllare l'attività appunto dei nostri collaboratori. Questa è la nave cosiddetta Miraglia, di una piccola flotta di 4 natanti, 4 barche, che sono anche utilizzati in collaborazione con l'ARPA Veneto e con l'OGS. Poi c'è anche una collaborazione con gli amici della Slovenia e della Croazia per utilizzare appunto i nostri mezzi per il monitoraggio e appunto la ricerca nelle nostre acque. Quindi l'ARPA è molto attiva in questo settore, le nostre coste sono risultate anche delle analisi, a parte una grave eccezione, di ottima qualità, e quindi uno dei motivi importanti dell'ARPA è proprio questo, andare a verificare, monitorare, e laddove ci sono delle criticità, ovviamente è auspicabile il meno possibile intervenire.